Continuano gli incontri della Protezione Civile, d'altronde questa è la settimana dedicata al tema. Ieri la vostra sezione nautica era a Porto Empedocle per fare la Capitaneria di Porto, oggi qui direttamente presso l'aula del Gallo. Ecco, sono momenti importanti anche per i ragazzi, per l'approfondimento considerata la materia. Sì, sono momenti di formazione e di informazione importantissimi che rientrano a pieno titolo in quelli che sono gli obiettivi formativi della scuola. Ringrazio la Protezione Civile del Comune di Agrigento, il dottore Sciara, che oggi è qui presente assieme ai suoi collaboratori, per informare i ragazzi su quella che è la cultura della prevenzione, la cultura della sicurezza, perché al di là del fatto che dobbiamo essere pronti ad affrontare qualunque tipo purtroppo di emergenza, che può essere idrogeologica, che può essere sismica o di altra tipologia, dobbiamo soprattutto acquisire quotidianamente dei comportamenti corretti, dei comportamenti responsabili, in modo tale che possiamo proteggere direttamente noi stessi, ma anche chi ci sta attorno e l'ambiente, affrontando nella maniera giusta le varie situazioni. Questo è lo scopo dell'incontro di oggi, un incontro, devo dire, seguitissimo dai ragazzi sia dell'Istituto Gallo, dell'Alberghiero, ma anche del Brunelleschi, perché è di grande interesse, cioè proprio calato nella realtà del quotidiano, purtroppo un quotidiano che diventa giorno dopo giorno sempre di estrema attualità, date le notizie che sentiamo dai telegiornali, leggiamo sui giornali, quindi dobbiamo essere realmente pronti ad affrontare, e noi come scuola dobbiamo essere pronti a dare questo tipo di educazione ai nostri ragazzi. Da pochi mesi lei ha preso il nuovo incarico al Gallo, ecco, qualche novità, si è già resa padrona dell'intero istituto, cosa ci può anticipare in merito anche all'attività didattica? Oddio, essere padroni forse non ci riusciremo mai, o comunque non nei primissimi giorni, ecco. Però devo dire la verità, ho chiaramente da subito preso atto dell'esistente e su quello cominciare a incardinare la mia azione dirigenziale, dando chiaramente attenzione alla priorità, che è quella della formazione e dell'educazione dei ragazzi, ma come l'iniziativa di oggi testimonia e dimostra, alla sicurezza, perché si lavora, si opera serenamente in un ambiente che garantisce sicurezza, che dia sicurezza ai ragazzi, che dia sicurezza agli operatori scolastici e che ci permetta veramente di essere tranquilli da questo punto di vista, perché è un ambiente sano, un ambiente che aiuta il benessere di chi vi opera, predispone bene agli apprendimenti e predispone veramente alla crescita educativa e formativa. Ecco, momenti formativi come questo, dove i ragazzi acquisiscono nozioni di protezione civile, quanto sono importanti, non solo anche per la didattica scolastica, ma anche per la propria formazione personale? Sì, indubbiamente, anche perché si legano alle attività di protezione, del servizio di prevenzione e di protezione scolastico. Fra l'altro noi ci leghiamo con le nostre attività alle attività di protezione civile comunale durante le nostre simulazioni in evacuazione, simulazioni per sisma, per incendio, e quindi questo è un completamento delle attività che svolge la scuola nei confronti dei ragazzi e di tutta la popolazione scolastica.